dobbiamo giocare per restare in divisione 4 e comunque a questo punto resta importante per evitare chiaramente di scendere in divisione 5 di nuovo, che sarebbe un colpo abbastanza pesante. Purtroppo sta partita contro il Barça si doveva vincere e l'abbiamo pareggiata ingiustamente per ora. Purtroppo se non riusciamo a segnare con le tante occasioni che uno ha, alla fine si prende quel gol di merda. Napoli-Inter, l'ultima volta l'Inter ci ha portato parecchia fortuna, vediamo questa volta che cosa succede. Vedo Jordi Alba. Vediamo i nostri ragazzi come stanno. Racconta bene Mario, lui il maestro sta malissimo. Questa volta gioca Olivera. Osimhen non sta bene, nemmeno Simeone, nemmeno Raspadori. Perfetto, ci tutti quanti a merda. C'è Politano, lascio Osimhen a questo punto. E amen. Formazione avversario, loro anche giocano 4-3, partita a specchio, Pempe, Frimpong, Lautaro. Ottimo, a piacere suo. Ci siamo. Non dobbiamo assolutamente perdere significherebbe retrocessione assicurata. Si parte Napoli-Inter. Se guardi a lungo l'abisso, l'abisso guarderà dentro di te. Scriveva così un famoso filosofo tedesco del Novecento. Nella partita di oggi l'abisso è quello che potrebbe spalancarsi. Se non riusciranno a portare a casa la vittoria, unico risultato possibile per evitare una retrocessione che avrebbe del disastroso per questa società. Infatti sì, ha ragione anche il buon Caressa, Olivera, attenzione, Lobotka, Anghissà, vede il Ciuchi, Lozano, largo che riceve la palla, prova ad andare al cross, c'è Osimhen che non riesce ad impattare, attenzione Anghissà, Di Lorenzo, palla ancora per il Ciuchi che prova ad andare al cross, Verratti ruba palla, attenzione Di Lorenzo, prova a ripiegare, riesce a ripartire l'Inter, Olivera, recupera palla, si gira Olivera e la dà a Osimhen che allarga verso il Ciuchi Lozano che cambia tutto, la palla però viene sporcata dal difensore, non arriva a Kvaratskhelia. Di Lorenzo, grandissimo Di Lorenzo, palla per Anghissà, sbaglia Anghissà, attenzione Rackamani, allarga alla grande verso Kvaratskhelia, dribbling di Kvara, prova ad andare dentro Osimhen, la palla non arriva ad Kvaratskhelia poi commette fallo, ci ha provato Osimeno, Lago Trasimeno. Attenzione Oliviero Canno, Kim, grandissima svetta Kim, palla però rimane al centrocampo in possesso dell'Inter, attenzione Gakpo, lo ferma, Di Lorenzo con fallo, fallo di Giannino, dice l'arbitro. Verratti prova ad andare in mezzo, Kim lo ferma tutto, poi Kvaratskhelia, palla per Osimhen che prova ad andare da Lozano che è fuori gioco, immagino. L'arbitro con l'assistenza del guardalinee dice che c'è stato offside. È fuori gioco. Offside. Attenzione, vanno lunghi, Rackamani. E poi Olivera. Riesce ad andare da Di Lorenzo, da Ciuchi Lozano, Zelischi. Sbaglia il passaggio a Zielo. Prova a recuperare, non ci riesce. Contropiede dell'Inter che riesce ad andare con lui in attacco, niente da fare. Zilischi recupera palla per Kvaratskhelia che si ferma e viene fermato senza fallo. Lobotka recupera palla, break a centrocampo, si gira Osimhen che si fa soffiare palla, non ho capito che ha fatto. Attenzione Di Lorenzo, recupera palla per Lozano, per Osimhen che si gira alla grande, palla per Kvaratskhelia, giro, mamma mia, Kvaratskhelia di poco, per poco non mette la palla in gol. Ci ha provato Kvara, il lancio lungo, Rackamani prova a disturbare, non riesce a recuperare palla però. Cancelo, c'è Olivera che prova a chiudere su Chiesa, ci riesce.
E poi però perde palla Olivera. Riprenderà con una rimessa. Attenzione Zielinski, prova a chiudere, chiude tutto Lobo, bravissimo Lobotka, che poi la dà a Kvaratskhelia che prova a far correre Osimhen. Osimhen si fa chiudere da bastoni, poi c'è Khan, attenzione. Lobotka, Anghissà recupera palla, appoggia per il Ciuchi Lozano che prova ad andare in profondità verso Zielinski, verso Osimhen. Attenzione Di Lorenzo. Stiamo provando a costruire, ma fino ad ora ci stanno chiudendo piuttosto bene. Lozano, proviamo a pressare, niente da fare. Lobotka, attenzione Zielinski prova ad andare a chiudere su Chiesa e poi su Luis. Hanno una buona transizione e la parata di Meret e poi Lobotka che allarga verso Kvaratskhelia che prova a far correre Osimhen ancora. Osimhen, Khan, fallo laterale per noi. Lozano, Di Lorenzo cambia tutto, non voleva andare da Olivera, cazzo, però alla fine la palla per miracolo finisce a Kvaratskhelia che la dà a Zielinski. Zielinski cross in mezzo, non ci credo, palla accanto. Di Lorenzo prova a disturbare, alla fine la palla recupera Lobotka che la dà a Zielinski che allarga verso Kvaratskhelia che può arrivare al cross. Kvaratskhelia, Osimhen che non riesce a impattare. Lobotka, Lozano, Osimhen, golasso. 1-0 Victor Osimhen. Bella azione manovrata e Osimhen la sbatte dentro. Siamo in vantaggio, attenzione Rrahmani, Lobotka, Anghissà. Di Lorenzo ha provato ad andare lungo, niente da fare. Di Lorenzo, Lozano, Di Lorenzo, ancora Lozano, palla ancora per Di Lorenzo in profondità. Di Lorenzo prova ad arrivare al cross, troppo su Khan che rilancia verso Lautaro, ma c'è Kim che riesce a sporcare leggermente la traiettoria, recupera palla Zielinski dentro in profondità verso Kvaratskhelia di testa. Kvaratskhelia anticipa Khan e fa un gol da fenomeno su una grandissima imbucata di Zielinski. Grandissima imbucata di Zielinski. 2-0 ragazzi, 2-0. Mettiamo in discesa un attimo questa partita. Anghissà recupera palla ancora Anghissà, attenzione Anghissà va da Osimhen che poi la dà al Ciuchi Lozano che la tiene in campo ma Bastoni recupera. Attenzione Anghissà ancora, c'è Di Lorenzo, buona transizione dell'Inter qui e poi Rrahmani prova ad andare da Anghissà, sbaglia Rrahmani però Di Lorenzo prova ad andare dal Ciuchi Lozano, 3 minuti del Ciuchi Lozano con una finta di corpo Lozano, si ferma Lozano dentro per Osimhen per Kvaratskhelia in profondità, era una buona idea, un po' lungo. Khan rilancia e finisce il primo tempo. 2-0 Napoli. 2-0 Napoli. Meritatamente in vantaggio ragazzi. Attenzione, riparte il secondo tempo. Attenzione, con una fallo laterale l'Inter. Dobbiamo assolutamente mantenere questa vittoria, questo 2-0 che è troppo importante. Anghissà ancora a sporcare, ancora fallo laterale Inter. Di Lorenzo, c'è il Ciuchi Lozano, niente da fare. Zielinski qui. Mi sono distratto pure, ma recupero palla con Lobotka e poi Zielinski allarga per Krisha Kvaratskhelia, prova il dribbling, niente da fare. Olivera sbaglia tutto. Azione Kim, arriva Anghissà che allarga per Lozano che poi cambia verso Kvaratskhelia, un po' tutto troppo di fretta.
Riparte l'Inter, palla recuperata da Rachmani, sbaglia ancora, attenzione, Kim, arriva Di Lorenzo in diagonale, pazzesca diagonale di Lorenzo, Olivera su Cancelo, fantastico, destinava Olivera adesso qui, sbaglia tutto. Sera di Lobotka in diagonale, niente da fare, Rachmani anticipa tutti e poi Anghissà allarga verso il Ciuchi Lozano, che vede Di Lorenzo arrivare di gran carriera, Di Lorenzo fermato, peccato. Lobotka allarga tutto verso Kriccia Kvaratskhelia, dribbling di Kvara, quasi riuscito, aveva provato un dribbling pazzesco, niente da fare. Rachmani, palla per Anghissà che viene fermato fallosamente, ma poi allarga subito per il Ciuchi Lozano, prova il dribbling Lozano, fermato, senza fallo ancora, dice l'arbitro, ma non mai chiamato un fallo. Attenzione Lautaro, la parata di Meret. E poi va lungo verso il Ciuchi Lozano, che allarga verso Di Lorenzo, cambia tutto verso Kvaratskhelia, un cambio di gioco pazzesco, e poi la dà a Osimhen in profondità, fermato Osimhen che però la recupera. Attenzione Osimhen, perde palla, Olivera recupera palla però, niente da fare ancora. Loro sono molto stretti, non riesco a penetrare. Vabbè, vediamo che posso fare anche io. Un cazzo. Oh, sti carne. Lascia stare. Bene, bene. Stiamo provando a portare a casa questa vittoria che è fondamentale. Veramente fondamentale per la permanenza in Divisione 4, raga, purtroppo. Questa fase è andata male, questa fase della Divisione 4. Sì, ci fai qua. Ok. Giustamente lui ci prova, è anche giusto. Ah, ci ho provato. Però poi Kim, gran palla per Lozano dentro, per Anghissà, palla troppo lunga, ci ho provato. Canne, rilancia lungo, c'è Di Lorenzo che prova a svettare, ci riesce. Recupera palla il Ciuchi Lozano che se ne va Lozano, attenzione Lozano, cross di Lozano troppo su Canne, la passa a Canne praticamente, Olivero Canne, attenzione Kim, Rachmani non riesce a chiudere, poi Lobo, palla dentro, c'è Kim però alla grande, poi Rachmani allarga verso Lozano, recupera palla l'Inter, attenzione Di Lorenzo, c'è Rachmani che può chiudere, non riesce a chiudere, Kim ci mette la faccia letteralmente, attenzione ancora a recuperare palla, c'è Kim ancora, Verratti e la parata di Meret, poi va lungo da Kvaratskhelia che non riesce a fare nulla, Zielinski, palla per Kvara ancora, Olivera, Zielinski, ancora Kvara ma non riusciamo più a ripartire, ci chiudono praticamente ovunque, Olivera, proviamo a cambiare subito, ma Osimhen non arriva la palla, brutta palla di Olivera, attenzione Kim, arriva sulla palla, si ferma e poi spazza subito verso Kvaratskhelia che non riesce a prendere la palla, è incredibile ragazzi, non riesco a ripartire più, Meret ancora, niente da fare, Rachmani e poi Osimhen, non riusciamo a ripartire più ragazzi, ci stanno un attimo chiudendo, e poi Di Lorenzo recupera palla al Ciuchi Lozano, cambia tutto verso Kvaratskhelia, niente da fare, Olivera non riesce a recuperare palla, Kim prova a chiudere, niente, Rachmani invece sì, poi Lobotka, palla per Anghissà, fermato senza fallo, gli è entrato solo sul piede, vabbè. Osimhen, Zielinski si dribbla da solo e l'Inter continua ad attaccare, ma Kim chiude tutto e da palla a Kvaratskhelia che prova a far correre Osimhen, niente da fare. Attenzione, Zielinski recupera palla, ma cazzo di Dio, Zielo dai, ma che cazzo. Attenzione, provano ad attaccare ancora loro, Olivera non riesce a chiudere, c'è Di Lorenzo, mamma mia, e poi Kim,
fantastici qua in chiusura. Anghissa, proviamo a ripartire finalmente. Lozano cambia tutto, la palla non arriva a Kvaratskhelia, ci stanno schiacciando, a noi serve la vittoria assolutamente. Attenzione Kim Rachmani, niente da fare, e poi Olivera spazza tutto. Poi Osimhen, Anghissa allarga verso il Ciuchi Lozano che può correre, se ne va il Ciuchi, si ferma, poi si riferma il Ciuchi Lozano, il cross in mezzo, c'è Osimhen, ma Can blocca tutto. Finita ora. Finisce qui. Portiamo a casa il 2-0, ragazzi. Portiamo a casa il 2-0, nonostante hanno attaccato molto di più nel secondo tempo loro, ma ci portiamo a casa una vittoria fondamentale.